A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena. Prima corsa di questo lunedì 19 agosto riservata ai gentleman. 8 al via, 1 Ergoleste, 2 il Gatto Jet, 3 Extra George, 4 Eldorado Lud, 5 Elide Nellaldine, 6 Etti del Ronco. Seconda linea Emerson e K, Endom al Mar. Favori netti per Extra George numero 3 Matteo Zaccherini in sediolo. In partenza Extra George prova a sfilare nei confronti di El Gatto Jet, che rimane in scia. All'esterno invece Ellie delle Naldine. Sulla curva Extra George guida su El Gatto Jet, mentre ha avuto un'incertezza, sbagliato. Etti del Ronco squalificato. 14,9 per i 200 iniziali, con Extra George in vantaggio e El Gatto Jet in seconda posizione, poi Ellie delle Naldine, che precede il resto del gruppo abbastanza sgranato. Ora cerca di ricomporsi dopo i primi 400 in 39 sul rallentamento imposto dalla testa. Cerca di rifarsi sotto. Ergolest. Intanto i 600 se ne vanno in 47,6, addirittura un altro parziale in 16,7. Davanti alle tribune conduce Extra George, il Gatto Jet in seconda posizione, poi Ellie delle Naldine, Ergolest, ancora Eldorado Lud, poi leggermente più discosti ancora Endom El Mar e Emerson e K, che sposta all'esterno. 1-2-9 il passaggio agli 800 con accelerazione davanti alle tribune, 15,3 il parziale. E siamo al chilometro che viene coperto in 1,18,6. Ergolest ha spostato all'esterno e ora va su Extra George quando siamo a poco più di 400 dalla conclusione. L'impegna sull'attacco della curva finale. El Gatto Jet l'unico a seguire l'andatura. L'errore però di El Gatto Jet a metà della piegata. 2 il Gatto e così Jet Extra George può accelerare. Ergolest in seconda posizione. Si deve adeguare. Extra George ha allungato decisamente, infatti prova ancora però a rinvenire Ergolest. Extra George deve essere sostenuto nel finale. Extra George vince facile comunque nei confronti dello stesso Ergolest, mentre al terzo finisce Ellie delle Naldine 1,15,9 con una bella chiusa secca in 29,1, 59,1 per il giro conclusivo. Extra George in sediolo Matteo Zaccherini per conto di Paolo Scamardella e del signor della scuderia Cobilarno. Rivediamo le battute finali. Bel primo piano ancora per Extra George, alla quarta vittoria su 8 uscite. Secondo posto per Ergolest, che corre comunque bene. Al terzo Ellie delle Naldine.